che cosa avete comprato? No, dobbiamo scambiarli, li abbiamo già comprati, quindi non posso dire niente, se no sanno. Soprattutto per i nipotini, marito, figlie. Prodotti per il corpo e cose utili per i ragazzi, felpe, tute. Per la famiglia e alcuni amici ho fatto i regali. Alla mia famiglia e ai miei più cari amici. Sicuramente alla fidanzata, poi alla mamma, alla sorella, eccetera. Io regali quest'anno con calma, devo decidere cosa regalare prima ai miei parenti e poi a tutti gli amici. Giustamente è importante prima la famiglia, per il resto. Famiglia, amici più stretti e magari anche qualche collega, alcuni colleghi. A tutti, alla mia famiglia d'origine e alla mia famiglia attuale, e ai miei suoceri e alle mie cugine. Un po' a tutti, un pensierino, un po' a tutti, il pensiero che conta. Non tanta roba, come anni fa. Sì, quest'anno è un po' diverso. In genere un libro o due arriva a Natale, sì. Io alle mie nuore o 3 nuore regalo sempre profumo. Secondo lei c'è molta gente che fa regali di Natale quest'anno? Credo meno del solito. Più che altro forse la gente li fa, ma con budget più ridotti. Quanto spenderà in tutto? Non ne ho la minima idea, ma sicuramente tanto come ogni anno. Rispetto all'anno scorso un po' di più. Di più dell'anno scorso, perché lo scorso anno eravamo in una situazione un po' difficile, invece quest'anno festeggiamo finalmente. Non lo so, vedrò, insomma, dai, non troppo, però circa, non lo so, non si dice mai il prezzo, neanche i soldi, dai. Devo ancora finire, però stiamo sui 300 per il momento. Però devo finire, poco poco. Per la mamma ho speso abbastanza, per il ragazzo abbastanza, per le amiche normali, niente di che, insomma, pensierini. 100 euro, non ci sono risorse purtroppo, bisogna pensare alle cose più obiettivi per il Natale. Siamo vicini ai 100, più o meno. Alla fine ho speso come tutti gli altri anni. Ma avete deciso di farli però? Certo, bisogna, perché anche noi aspettiamo i regali.